però anche un altro modo di fare politica estera, e la vediamo qui con sullo sfondo la nostra regione Friuli Venezia Giulia, con la funzione internazionale del Friuli Venezia Giulia, che ha mutato la propria situazione da posto nel quale nella prima e nella seconda guerra mondiale sono avvenute le cose più atroci in Europa, a il luogo invece dove le tre minoranze linguistiche, quella friulana, quella slovena e quella del nord-est della regione germanofona, convivono perfettamente. Anzi, il modello della regione Friuli Venezia Giulia è un modello che lo vediamo qui nell'intervento che il sottoscritto ha fatto, dimostra una dimensione europea della regione Friuli Venezia Giulia, con una funzione di cooperazione territoriale presente nella regione. Pensiamo ai GECT senza confini, per esempio, oppure pensiamo al GECT che coinvolge la zona di Gorizia con San Peter e Nova Gorica, e poi l'internazionalizzazione regionale con i limiti costituzionali della politica estera, con i riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e al tema dell'attuazione del diritto europeo, la specialità regionale e la differenziazione funzionale, con l'integrazione funzionale delle aree di confine, quindi la legge sulle aree di confine, la risorsa della specialità regionale con le minoranze linguistiche nazionali e la speciale collocazione geopolitica della regione Friuli Venezia Giulia riconosciuta dalla legge statale sulle aree di confine. E poi vediamo l'autonomia finanziaria avanzata confermata dalla regione alla regione Friuli Venezia Giulia, dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, il tema della modifica costituzionale della legge costituzionale numero 1 del 2026, che reintroduce le province, o meglio le aree vaste per una regione di confine come la regione Friuli Venezia Giulia. E poi abbiamo in questa conferenza che abbiamo realizzato insieme alla in ambito regionale, con il patrocinio del Consiglio regionale, che abbiamo realizzato come associazione Istoria e come associazione Norberto Bobbio di Pordenone, un'associazione Norberto Bobbio che ha visto nel senatore Lodovico Sonego la Magna Pars, che ha coinvolto, lo vedremo, tutta una serie di patti